È tutto pronto per la settima corsa, una bella prova per anziani di categoria C e D. Sono in 6 al via dopo il ritiro di Estasi di No. All'1 Eridamia, Antonio Di Nardo, 2 Daphne JCP Marino Lovera, 3 Brivio d'Elite Pietro Gubellini, 4 Agrado Francesco Di Stefano, 6 Diamond Francis Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Fenice del Ronco, Vincenzo Luongo. Autostart che raccoglie i concorrenti, 1,85 in chiusura Diamond Francis, 2,50 Eridamia, 6 Fenice del Ronco. Macchina accelera, non tocca l'ala a grado. Partiti con veloce Diamond Francis che prova a scavalcare Brivio d'Elite, di dentro c'è anche Eridamia, ma Diamond Francis con gran partenza prende la testa. E così Diamond Francis al comando sulla prima curva nei confronti di Eridamia, poi Daphne JCP, quindi Fenice del Ronco, Brivio d'Elite che retrocede, poi a grado. 14,2 i primi 200 metri di corsa con Diamond Francis in vantaggio nei confronti di Eridamia, Daphne JCP e Fenice del Ronco. Quarto iniziale in 29,5 per Diamond Francis, che ora ha ridotto il ritmo. Eridamia nella sua scia precede Daphne e precede Fenice. Alla retroguardia Brivio d'Elite in coppia con Agrado. 600 metri iniziali per il battistrada in 45,1. Diamond Francis in vantaggio. Si è permesso ora un paio di paletti tranquilli Andrea Farolfi in salchi all'allievo di Walter Zanetti. Un minuto spaccato per i primi 800 metri di gara di Diamond Francis, nella sua scia sempre Eridamia, poi Daphne JCP prova ad avanzare all'esterno Fenice del Ronco, quando siamo al completamento del primo chilometro che Diamond Francis passa in 1,14,8, Diamond Francis che ora accelera nei confronti di Eridamia e Fenice del Ronco, quando siamo a 500 al palo Diamond Francis che cambia registro, retta opposta alle tribune, passata in progressione in 13,9, Diamond Francis guadagna 2 di margine sullo scatto ad Eridamia che prova a non perderlo di vista, Diamond che prova la fuga, Eridamia che cerca di restare lì, ma Diamond Francis se ne sta andando all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Diamond Francis in chiarissimo vantaggio nei confronti di Eridamia e Fenice del Ronco, Diamond Francis che fa tutto facile, viene a vincere nettamente. Al secondo finisce ancora Eridamia che controlla Fenice del Ronco. 28,1 la chiusa, 1,12,6. Tutto facile per Diamond Francis, Andrea Farolfi, Walter Zanetti, colori del signor Gaetano La Licata. Vince da soggetto declassato in questa categoria Diamond Francis che va al comando e fa vedere la coda agli avversari. Eridamia è seconda, Fenice del Ronco terza.